Eccovi di nuovo per un viaggio emozionale, questa volta nel passato. Come promesso qualche video fa, oggi faremo un approfondimento sulla storia e leggenda del castello di Laconi, noto anche come Castello Aimeric. Gli Aimeric sono una tra le più antiche casate della Sardegna. Originari della Catalogna, si trasferirono sull'isola nel XIV secolo. Il castello di Laconi è uno stupendo edificio medievale del periodo giudicale sardo. L'origine del castello resta ancora avvolta nel mistero, come pure la sua prima destinazione d'uso. L'iniziale impianto romanico divenne sempre più nel tempo di gusto gotico, con alte pareti assottigliate nei piani superiori, ampiamente impreziosite da numerose finestre. Vetrate policrome permettevano l'ingresso di una suggestiva luce all'interno della sala principale e delle camere da letto. L'illuminazione di questi ambienti contrastava con quella scarna e soffusa dei piani inferiori: cucine, dispense, cantine. In questa atmosfera trascorreva serena la vita dei nobili, nella frenetica moltitudine di attività che al contrario la servitù era costretta a portare avanti. Il castello di Laconi, conosciuto anche come Castello Aimeric, dal nome della famiglia che lo possedette fino al 1990, ha ancora oggi ne origini sconosciute, risalenti probabilmente intorno all'anno 1000. Inoltre, il vero significato di una scritta in latino incisa sul lato destro della torre rimane ancora indecifrata. Diversi tra esploratori e scrittori nel 1800 tentarono una loro traduzione, ma paradossalmente questa epigrafe ci consegna un enigma irrisolto. Certa è la data riportata, 1053, che la collocherebbe come la più antica scritta del periodo giudicale. Costruito nel 1053 per segnalare il confine tra i regni di Arborea e Cagliari, il castello ha subito numerosi rifacimenti nei secoli ed oggi si erge come maestoso. Le indagini stratigrafiche hanno evidenziato aggiunte e demolizioni di carattere funzionale, dovute senz'altro alla volontà di rispondere meglio alle esigenze della corte. Le poche notizie pervenuteci, unite a resti archeologici, ci permettono di ipotizzare un impianto longitudinale con mura possenti, un fossato e ampie finestre ad arco sagomatto e dotate di affacci lungo la vallata. Era provvisto di torri merlate, di cui una, ancora oggi superstite, fu utilizzata come carcere nel Settecento. L'ingresso ad arco portava a un passaggio con volta, che a sua volta immetteva in una corte interna, su cui si affacciavano depositi, stalle e magazzini. Una scala interna introduceva alla grande sala di rappresentanza di pianta rettangolare, probabilmente usata per riunioni solenni, ma anche sontuosi banchetti. Oggi, sprovvista della copertura, la sala è ancora provvista di alcune finestre gotiche, sedute in pietra e un lavabo che serviva per i commensali. Come ogni castello che si rispetti, anche quello degli Aimeric è legato a numerosi racconti e leggende, soprattutto di fantasmi. Si racconta infatti che ad infestare le rovine dell'antico maniero sia il fantasma di una nobildonna, la giovane Isabella Aimeric, morta assassinata nella sua camera da letto nel 1616. Ma la morte della giovane non fu tutto. Pochi giorni prima, un clerico, uomo di fiducia della nobildonna, fu ucciso ad archibugiate nel bosco ad opera dei banditi. Il viceré de Gandia e la reale udienza incriminarono il marito della donna, Don Salvatore di Castelvì, per uxoricidio e lo condannarono alla pena della garrotte, ovvero lo strangolamento per mezzo di un cerchio di ferro. Contemporaneamente vennero accusati come complici del delitto il padre Don Giacomo di Castelvì, marchese di Laconi, e il fratello Don Paolo, procuratore reale, poi primo marchese di Cea, i quali vennero posti agli arresti domiciliari. Don Salvatore riuscì a fuggire da Laconi e si rifugiò in un convento vicino a Cagliari, usufruendo del diritto d'asilo. Per sfuggire alla giustizia reale, essendo familiare del Sant'Uffizio, egli cercò di ottenere di essere giudicato dal tribunale ecclesiastico e domandò il privilegio di foro, che competeva loro come cavalieri di
Tiago. La causa finì a Madrid, dove, grazie alle numerose conoscenze che Castelvia aveva a corte, fu possibile ottenere un nuovo processo davanti al compiacente Consiglio de Órdenes. Don Paolo, per poter rientrare nei poteri della sua carica, ottenne per sé e per suo padre una sentenza di innocenza. Don Salvatore, per sfuggire alla pena, fuggì dall'isola, si arruolò nel reggimento delle Fiandre e poi andò a combattere in Lombardia e in Sicilia. Per i suoi meriti militari e grazie al perdono della famiglia della defunta ottenne la commutazione della pena nell'esilio nei regni della corona. Nel 1622 il Reale Consiglio di Aragona, con il parere favorevole del nuovo viceré de Herril, gli accordò il perdono. A quanto pare, però, l'anima tormentata della giovane Isabella non ha ancora trovato pace. Nel 1830, per volere di don Ignazio Aymeric Ripoll, senatore del Regno d'Italia e appassionato di botanica, attorno ai ruderi del castello fu realizzato il più grande parco urbano della Sardegna, che oggi conta 24 ettari. Il giardino fu arricchito da essenze floreali e piante esotiche come il cedro del Libano, uno dei primi esemplari del genere introdotti in Europa, di cui parleremo in uno dei prossimi video. Intanto, se vi è piaciuto questo viaggio nella storia del castello di Laconi, mettete un like, lasciate un commento e iscrivetevi per supportare altri video su questi argomenti. Cliccate sulla campanella per essere avvisati quando verranno pubblicati altri video su viaggi in natura e nel passato. Utilizzate anche la mail in descrizione per ulteriori informazioni. Un caro saluto, viaggiatrici e viaggiatori emozionali.